quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stasera dobbiamo assolutamente mettervi a parte di un'esternazione della CGIL. No, state tranquilli, non abbiamo, ahimè, lo scoop del secolo. La CGIL non ha parlato di problematiche del lavoro o delle condizioni concrete dei lavoratori italiani. Non ha parlato di fabbrica, non ha parlato di contratti, non ha parlato di salari. Ahimè, non possediamo oggi questo scoop, ma sicuramente domani Landini e Co ci smentiranno. La CGIL di Torino invece ci ha tenuto a intervenire col suo illuminato parere sulla liberazione dell'imam Mohammed Sahin, decisa da dei giudici che evidentemente hanno un'idea particolare, diciamo, della contemporaneità e delle sue esigenze. Ricordiamo solo che il signor Sahin collocò il 7 ottobre come, diciamo, episodio di reazione figlio di una resistenza, no? Episodi che venivano da lontano, come direbbe il segretario dell'ONU, che ormai appunto parla come l'imam Sahin. Si dichiarò in un evento pubblico, come hanno riportato tutti i giornali, d'accordo con quello che era accaduto il 7 ottobre, cioè il pogrom selvaggio contro l'ebreo in quanto ebreo, e a suo giudizio non rientrava tra gli episodi definibili di violenza. Ebbene, questo imam è stato appunto liberato e poteva mancare nel clima festante degli ex progressisti che ormai appunto esultano quando viene liberato qualche oscurantista contemporaneo, poteva mancare il parere della CGIL di Torino. No, non poteva mancare. Ebbene, la CGIL di Torino ha espresso profonda gioia per la sua liberazione, profonda gioia per la liberazione di un imam che, stando a tutte le cronache, si dichiarava d'accordo col 7 ottobre e che il Ministero dell'Interno collocava in una rete di contatti potenzialmente pericolosi. Non solo, la CGIL di Torino aggiunge che questa decisione è stata una vittoria per la comunità torinese e per lo Stato di diritto. Cioè che questo signore possa impunentemente nei fatti, nelle dichiarazioni, riecheggiare la propaganda di Hamas, perché dirsi d'accordo col 7 ottobre non so cosa ci sia di più aderente alla narrazione e almeno, stando al virgolettato, anche alle azioni di Hamas, sia una vittoria per la comunità di un'importante città italiana e dello Stato di diritto, cioè che quel costrutto, quel piccolo costrutto occidentale, liberale, plurale, di cui i galantuomini del 7 ottobre con cui questo imam si è dichiarato d'accordo in un'occasione pubblica di cui farebbero strame, non si capisce. Cioè, capite che siamo in una dimensione in cui il linguaggio perde il suo contatto con la realtà, in cui la CGIL di Torino è felicissima e considera una vittoria dello Stato di diritto che questo imam, dalle dichiarazioni e vogliamo essere perifrastici, diciamo fondamentaliste, è libero, perché poi la CGIL oggi senta il bisogno di collocarsi in questo modo su questi temi. Beh, lì bisogna risalire tutta la filiera e andare fino a Maurizio Landini, che ormai da mesi è espressamente uno dei leader del cartello Pro-Pal, è uno che più volte ha bloccato o provato a bloccare, perché i suoi scioperi hanno un tasso di adesione sempre più inferiore, ma comunque che più volte ha provato a bloccare il paese su Gaza, sulla flottiglia e sulla Palestina. Cosa ne resti del più grande sindacato italiano? Francamente non sono in grado di dirvelo. Grazie a tutti, a domattina.